Cioè, questo ha fatto di tutto, non so come, per spostarsi il pannolino e pisciare. Cioè, per terra era stonfo e il pannolino era immacolato. Cioè, chiuso bene, anche quei giri di scotch e tutto. Cioè, è assurdo. Settimana di lavoro in Friuli. Tempo bellissimo. Questo è molto buono e non costa tantissimo. Me l'ero salvato nei vini che mi piacciono. Anche perché essendo in Friuli berrò qualcosa di tipico. Mamma mia, la pizza col fornelletto a grill. Uno spettacolo. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara. Dimmi, cane. Sì, lo so che c'è la scatoletta, ma hai mangiato tipo 2 ore fa, voglio dire, cioè non stai morendo. Stai morendo? Di fame? Oh, propositi per il nuovo anno. E vado a fare qua, mentre dico propositi per il nuovo anno. Guarda che bella vista. Ad ogni modo, io sono sempre stato uno che conserva tutto, uno molto preciso, ordinato, però da quest'anno lo dovrò essere ancora di più, dovrò togliermi quella parsimonia degli spazi, dovrò conservare tutte le email, eccetera. Perché dico questo? Perché è una cosa che ho imparato nella mia esperienza lavorativa e che voglio tramandare a te, perché sai, sbagliando si impara sbagliando. Però perché non andare direttamente ad imparare da chi ha già sbagliato in qualche modo, hai capito? Perché io ti dico perché la nascita di questo proposito, perché per quanto tu possa essere nella vita lavorativa o nella vita uno bravo, preciso, maniacale, conservatore nel senso che conserva le robe, comunque ci saranno delle occasioni in cui ti mancheranno dei pezzi, oppure parli con un cliente di una cosa, ma avevo detto così, no, avevi detto così, e non trovi poi la controprova perché ce l'avevi ma l'hai eliminata o l'hai lasciata lì, non l'hai archiviata, non le hai messo un nome, un qualcosa per andarla a riprendere dopo mesi o anni. E il succo del discorso, ragazzo, qual è? Perché veramente voglio stare corto. Abbiamo fatto più di una volta. Fatto 30, fa 31. Perché questo far 31 nella vita, cioè se una volta che hai fatto 30 gradini di 31 fai anche l'ultimo, così hai completato tutto il percorso, non c'è più nulla da andare a riparare, nulla da sistemare, nulla che si può rompere, nulla che non va bene, hai capito? Quindi propositi per questo nuovo anno saranno fatto 30, fatto 31. No, fatto 30, fai 31. CP, sta mettendo a dura prova la mia pazienza. È la seconda notte in bianco di fila, non so se si vede, cioè non dormo e non riesco a lavorare, che è sempre che va avanti, indietro e sbatte di qua e di là. Poretta, non è colpa, è vecchia, però non riesco a lavorare e a mantenerle, tutti i suoi veterinari, le crocchette eccetera, se non mi lascia lavorare e riposare. Veramente CP, se fossi un umano questo video è per te. Sono passato per la chiesa, sono a Maniago, c'era il carro funebre fuori. Allora quando l'ho visto ho preso il telefono e ho fatto l'ordine di 2 pezzi costosi per la moto che mi piacevano. Certo che, ripeto ragazzo, è tanta roba questo. Gira, aspetta, volevo fare il discorso intanto a te camera si spostava, no? Duca Pio, che l'effetto figo. Sto strafando qua, che sarebbe la classica cassettiera che trovi nei brico per mettere le viti. Io ci ho messo tutta la minuteria, ecco adesso l'effetto va verso sinistra, vedi tu. Guarda spazio, ma a parte lo spazio, guarda ordine che mi crea, poi con la Dimo, guarda, gli scrivo le cazzate in testa così so cosa c'è dentro. Fantastico. Ho smontato il tutto perché c'era la sospensione della moto schiacciata, allora gli ho rialzato il piedistallo fraccandoci sotto un post-it, esatto, poi è avvitato sotto, così è già meglio. La vedo ancora troppo dritta, secondo me l'anteriore dovrebbe essere un po' più basso e il culetto bello alto, però vabbè, insomma. Aspetta, te sei curioso di vedere i miei cassettini? E ora dentro Covid ci sono le mascherine avanzate, sicuramente ci sarà anche un po' di Covid dentro, per quello che ho scritto, nel caso dovesse essere di me che infetto il Covid in giro la gente. GoPro degli attacchi, siringa, metti che un giorno attacco drogame, metro e roller, sì, perché c'è un metro, poi un
lubrificante professionale per i cuscinetti e le 2 chiavette a brugola. Cose da mountain bike. Questi sono i vermicelli, sono dei pezzi di gomma, valgono anche per le auto e le moto, non sono solo per le bici, anzi io li conobbi quella volta che forai il camper dentro al campeggio in Puglia. Allora, questi qua sono delle specie di gomme che vanno infilate dentro il buco. Vediamo un attimo, scusa, perché ho capito per i vermicelli, ma manca, questo è un valvola della bici, questa è una valvola della bici, quelli dei tappini, sì, manca la forchetta per attaccarli. Probabilmente queste sono di scorta, perché la forchettina ce l'ho nella borsetta di emergenza della mountain bike assieme a già dei vermicelli. Altri attacchi GoPro: prese 220, aspetta che metto in cavalletto, prese 220, un adattatore da sciuco a normale, sì, no, col sciuco Siemuna, uno sdoppiatore a 3 poli piccoli, prese fusibili, la presa a muro per quando faccio viaggi in moto che mi dà l'USB, così ci attacco il power bank, il quale poi ha tutti gli attacchi per tutti i dispositivi. Fusibili vari del camper, 2 lucette a LED di posizione, anche se tutta la roba elettrica del camper è giù nel gavone. Questo alimentatore da USB e varie presine e altri fusibili. Perché io racconto a te, ma così faccio anche a Cernita a lista, insomma, dei monai che ho dentro. USB, vecchi adattatori per attaccare dispositivi USB ai vecchi telefonini che avevano questa vecchia presa. Questa è la chiavetta per aprire i dispenser del sapone che ho in bagno e in cucina. Questo è un adattatore da USB-C ok, no, è un lettore di schedine, però va bene, roba che avevo preso tipo su AliExpress eccetera, è lentissima, però vabbè, intanto se serve c'è. Idem anche questo, cioè roba vecchia, sarà USB 2.0, 3.0, vabbè, però per le emergenze ci sono. Poi ci abbiamo un altro adattatore per attaccare i dispositivi tipo hard disk, pendrive eccetera, i telefoni, in questo caso con l'USB-C, quindi è già più nuovo. Poi un adattatore per le micro SD, una pendrive, un'altra pendrive, 2 ripetitori della Logitech che non so neanche perché ho e altri adattatori ancora da USB a USB-C. Batterie CIG, nel senso quelle grandi che uso per i ventilatori, batteria tampone. Queste qui, batterie ricaricabili, questa l'ha presi al Lidl, peccato che non ce l'hanno più, perché sono praticissime, perché sai che le colle, per quanto tu bene le chiudi, le isoli eccetera, perlomeno in certi ambienti non durano niente e devi buttarle via. Magari a te serviva, non so, quei 2 mm di colla, cosa fai? Butti via tutto il barattolo. Mentre queste mini porzioni qua, queste mini confezioni da 1 grammo erano eccezionali, potevo farne scorta. Pulsanti, sì, che avevo paura di restare senza pulsanti, e poi dei connettori a 12 volt, gli attacchi positivo e negativo, e dopo vedi gli attacchi tra di loro, è maschio o femmina, ok. Altre batterie ricaricabili, tranne questa. Viteria, sì, ce le ho giù nel gavone, però qualche vitina serve sempre per non fare il giro fuori. Ancora GoPro, sempre attacchi. Fotocamera, questo mini microfono, non mi ricordavo neanche di averlo, uno sdoppiatore audio, un adattatore da GoPro, attacco videocamera, un attacco per le cinghiette e la protezione per guardare dentro il mirino, una mini spazzolina e un'altra spugnetta per il mini microfonino. Biadesivi, guarda che qua c'è un'altra, e allora l'altra giustamente la mettiamo qui assieme, perché giustamente biadesivi, colle, ci sta. Water tools, robe dell'acqua. Allora c'è questo immediatamente che ho sempre il nome, comunque è una specie di cosa da mettere dentro agli attacchi, alle filettature, in modo tale da non far sgocciolare l'acqua. Cosoflon, che cazzo che aveva un nome. Filtrini, questo qui che fa, no, questo è normale, questo potrei anche buttarlo. Sì, vabbè, insomma. E questo è un apri di questi, un apri filtrino
dei rubinetti e vari o-ring. Gli o-ring sono le guarnizioni e filtrini. Ok, no, meglio tenerlo perché mi si rompe il mio, se quello col pulsantino, cosa faccio? Resto senza rubinetto, almeno temporaneamente rimetto quello normale. Passacavi, sta roba qua, ma a volte anche per riempire i cassettini. Passafascette, d'altronde quando te passa, te metti tutte le robe che passano. Questi sono simpatici. Passafascette, nel senso, allora tu attacchi questi qui a muro, no? Sono biadesivi, ti consiglio di mettere 2 microvitine, le vedi qua. All'interno ci passi una fascetta e poi ci puoi chiudere i cavi, qui per non avere cavi penzolanti o volanti, sono molto molto validi questi qua. Petardi, tanti petardi, panni, quelli per pulire gli occhiali o comunque le lenti delle fotocamere, ganci, quelli delle tende, dei passacavi, ah sì, questo ti consiglio di prenderlo, cos'era, su AliExpress, o lo trovi forse anche su Temu, è quello lì che blocca la porta quando lo apri, costa un botto, ma se lo compri lì ti costa tipo 50 centesimi, hai capito? Conviene. Credenze in tal senso tutti gli accessori, credenze, chiusure e via discorrendo. Mobilio, tocchi che avanzavano del mobilio, sta qua è una gomma per tra virgolette riparare il legno se dovessero essere tagli nella scrivania. USB e telefoni, le sim, le cose delle sim, i pezzi degli auricolari, accessori diciamo del telefono. Cuffie, cos'è che ho? Allora le cuffiette, sì, quelle dell'Apple, e questo adattatore da RCA jack audio, adattatori qui per le cuffiette, qui anche tanti, cioè non ne uso mai quelle auricolari, però giustamente ho detto procuriamoci 200.000 adattatori. No, non me li sono procurati, ce li avevo già. Elastici, tanti elastici. Fermi imbuti, effettivamente degli imbuti, fermi nel senso delle cose, se devi bloccare qualche oggetto nei ripiani perché in corsa non si muovano. Cioè, ho preso, oddio, sarebbe un po' anche forse da buttare, perché questi hanno i chiodi, dovresti martellarli. Dimo, i ricambi per Dimo, e basta. Il mio furgonetto, sta mini Fiat 500 con l'attacco, la Ducati Fogarty, e basta, ha finito tutto, ciao, arrivederci. Where the story ends, this is goodbye.